La sezione conta ad oggi 10.500 iscritti, 8.300 sono gli alpini e 2.000 e briscola sono gli aggregati. Partecipanti, speriamo tanti, la città è capace di accogliere. Con questi numeri Treviso attende non meno di 5.000 alpini per l'ultimo fine settimana di ottobre nella serie di eventi organizzati per il centenario dalla fondazione della sezione ANA di Treviso. Sarà una 3 giorni carica di iniziative che si apriranno venerdì 29 mattina con le staffette dai Sacrari dal Grappa al Piave. Un percorso della memoria che si concluderà sabato pomeriggio in piazzale Burchiellati, da dove ripartiranno con la fanfara dei congedati della Giulia per il saluto alla bandiera e ai caduti di Piazza Vittoria. A seguire il concerto della fanfara in Piazza dei Signori, mentre dalle 20 i 7 cori sezionali si esibiranno nelle piazze cittadine fino alle 23, quando tutti si sposteranno in Piazza Borsa per il gran finale. Domenica mattina lo sfilamento partirà dalla sede della sezione di Via San Pelaio per raggiungere il Duomo e la Santa Messa presieduta dal vescovo Michele Tomasi. A seguire gli alpini si sposteranno in Piazza Vittoria per l'alzabandiera e l'onore ai caduti, per poi confluire in Piazza Borsa, dove verrà scoperta una stella in ricordo per i 100 anni dalla fondazione. Treviso accoglierà gli alpini in una sorta di notte bianca con i negozi che rimarranno aperti sia sabato che domenica e per volontà delle penne nere non ci saranno i ristori alpini a favore di ristoranti e bar. Staffette, sfilate, cori e cerimonie che Antena 3 seguirà costantemente in diretta con collegamenti con i telegiornali ma anche con un lungo speciale alpini sia sabato sera che domenica. Appuntamento quindi venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre per i 100 anni degli alpini di Treviso, naturalmente in diretta su Antena 3.